Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del campionato di Serie A di rugby Girone 2. Siamo qui al Panini Stadium di Verona per la settima giornata del campionato che vede di fronte la formazione antracite del Verona Rugby e quella bianconera friulana dell'Udine Rugby. Vi trasmettiamo qui dalla tribuna del Paianini con le riprese di Sara Squassabia, l'assistenza alla regia di Andrea Febi. Chi vi parla è Davide Adami. Ecco qui ora l'ingresso delle due squadre che andiamo a richiamare nelle formazioni. Udine che schiera col 15 Riccardo Zorzetto, 14 Luca Candido, il 13 Federico Zanier, con il 12 Matteo Morandini, l'11 Mattia Not, alla mediana col 10 Matteo Toffalin, con il 9 Filippo Russi, il capitano numero 8 Emanuele De Fazio, con il 7 Claudio Goi, con il 6 Kevin Crepaz, in seconda con il 5 Stefano Dri, con il 4 Omar Cantarutti, con in prima linea il numero 3 Marco Gregori, il numero 2 Ian Paulin e il numero 1 Alessandro Bruniera. In panchina pronto a subentrare con il 16 Giacomo Chiavarini, 19 Claudio Lanzaro, 18 è Thomas Paul Silvestri, 20 Riccardo Robuschi, 21 Ippolito Occhialini, 23 Daniele Not, 24 Alessandro Battistone. L'allenatore è Luca Vigna, coadiuvato da Maurizio Teghini. Andiamo a vedere la formazione. Andiamo a vedere la formazione del Verona Rugby che schiera con il numero 15 Samuele Destro, 14 Marcello Cortellazzi, il 13 il capitano Michele Mortali, il 12 Isaia Leota, l'11 Giacomo Ambrosi, con il 10 Pietro Gentili, il 9 Simone Soffiato. In terza linea con l'8 Mattia Zago, Riccardo Veliscek col 7, Enrico Liut col 6, con il 5 Thomas Parolo, il 29 Battista Viero. Poi abbiamo con il 3 Linda Tuala, con il 16 Juan Paolo Rivas, con l'1 Matteo Antonini. Dalla panca pronto a subentrare con il 26 Kevin Ziti, 17 Eugenio Bertucco, 18 Enrico Galanti, 24 Giacomo Riedo, 20 Giulio Nadali, 19 poi Edoardo Raveggi, poi con il 22 Alessio Di Balà, il 25 Elia Villa. L'allenatore Zain Ansel, coadiuvato da Mauro Mariani e Greg Sinclair. Eccoci al calcio d'inizio, dato dall'arbitro di... Abbiamo un minuto di silenzio da rispettare per la scomparsa di Luciana Amelia, storica dirigente della FIR, grande amica di tutti quanti i rugbisti d'Italia. È un ricordo davvero e un ringraziamento riconoscente alla signora Amelia, che davvero è sempre stata un punto di riferimento in federazione per tutte le squadre, tutti i club d'Italia. Grazie per tutto quello che hai dato. Calcio d'inizio comandato da Odoardi, subito profondo, respinge, vediamo Udine che sceglie di andare in rimessa laterale immediatamente con il proprio estremo Riccardo Zorzetto. Giornata invernale quasi, ma temperatura veramente ancora che si è riscaldata in questi ultimi 2 giorni, 11 gradi qui sul prato del Paianini per questo pomeriggio di rugby. Vediamo questa prima rimessa laterale, però subito il lancio un po' piegato, un po' storto di Juan Pablo Rivas. L'arbitro Odoardi quindi chiede un cambio. In realtà Udine preferisce ingaggiare subito in mischia anziché scegliere la rimessa laterale, e quindi vedremo subito l'ingaggio tra i 2 pacchetti di mischia con Gregori Paulin Bruniera contro Tvala Rivas e Matteo Antonini. Siamo appena all'altezza dei 10 metri della metacampo friulana. Riesce a recuperare palla il mediano Filippo Russi, apre per l'apertura Tofolin che lancia, poi c'è il capitano, anzi vice capitano Morandini all'impatto, Ovale che sfugge ai compagni ma poi riprende fiato e viaggia fino all'ala dove interviene la difesa antracite. Udine che è riuscito a sportare il gioco sulla metacampo, buon placcaggio in avanzamento ora, ma Udine che può ancora ripartire, sceglie il lato chiuso, un 2 contro 1 con però un recupero e viene sospinto direttamente in rimessa laterale il giocatore friulano che aveva cercato questa
questo spazio sul lato cieco del campo. Il mediano Filippo Russi aveva provato a rilanciare dal lato stretto per sorprendere la difesa veronese, ma buon movimento di una terza linea Scaligera, che è andato a chiudere e a portare direttamente fuori del campo il giocatore friulano, e quindi Rivas di nuovo al lancio, questa volta schieramento ridotto con solo 4 giocatori. Palla perfetta per Mattia Zago, che scarica per Soffiato, prova a muovere la palla al largo con Liut, che prova a trovare spazio. Soffiato che alimenta il gioco cambiando lato. Buona questa invenzione con destro che lancia Rivas, che riesce a scaricare poi per i compagni. Buonissima azione che libera al largo Mattia Zago, che poi sceglie di aiutare il compagno Simone Soffiato ad arrivare proprio quasi in mezzo ai pali per questa brillante prima azione di Verona, che già dopo pochi minuti di gioco è già a segnare, e quindi possono accompagnare con la loro musica il Windows da Fortesa, che hanno accompagnato con i loro tamburi l'inizio di questo match. Verona che va subito a segno con questa meta di Simone Soffiato quando sono trascorsi davvero soltanto 3 minuti di questo match, quindi va subito a sbloccare la situazione la formazione antracite. Comincia quindi nel migliore dei modi questo match per Verona, reduce da 2 strette sconfitte in trasferta a Badia e a Paese domenica, ambedue maturate proprio nell'ultimo istante di gara, sia a Badia per un calcio piazzato finale che per la meta all'ultimo istante subita a Paese. Michele Mortali che centra i pali, trasformazione agevole, il numero 13 Antracite va ad aggiungere 2 punti sul tabellino, e quindi quando sono passati 4 minuti del match, Verona 7, Udine 0. Udine invece che non è riuscita ancora a sbloccarsi in questo torneo, a ottenere una vittoria. È migliorata comunque nelle ultime gare la formazione friulana, riducendo i divari e combattendo per larga parte dei match. Vediamo oggi se i giocatori friulani sapranno reagire e invertire la tendenza, o se Verona riuscirà veramente a esprimersi e a esprimere il proprio potenziale. Nel frattempo Marcello Cortellazzi che recupera l'ovale, Soffiato per Riccardo Velisek che va all'impatto ma smarrisce l'ovale, allora ne approfitta il mediano Russi per rilanciare l'azione, ma anche qui pallone impreciso che scivola via. Forse il vento sta danneggiando un po' le traiettorie dei passaggi, ma si torna sul primo passaggio in avanti, c'è l'arbitro Doardi e quindi mischia. Questa volta però nel metacampo antracite del Verona Rugby, e sempre con introduzione bianconera friulana. Prima Udine è riuscita a vincere abbastanza tranquillamente il primo confronto tra pacchetti di mischia. Vediamo come andrà questa seconda sfida delle 2 fanterie pesanti. Vediamo il mediano Russo pronto all'introduzione. Verona che sospinge all'indietro, ma c'era stata, come dire, un'introduzione un po' troppo facilitata, agevolata da parte del mediano, e quindi può ripartire con questo calcio di punizione. Rivas che suona la carica con questo avanzamento, questa penetrazione che arriva fino alla metacampo, però viene bloccato, si è isolato il trainatore veronese che aveva cercato di sorprendere l'allineamento difensivo friulano, ma si è trovato un po' da solo. È arrivato Soffiato in sostegno, ha provato a liberare l'ovale, ma l'arbitro ha assegnato un calcio di punizione che Udine sfrutta con un calcio non profondo, ma tutto sommato abbastanza sicuro, e porta il lancio di gioco offensivo a qualche metro dai 22 metri dall'area difensiva antracite. Lancio che sarà affidato molto probabilmente al trainatore, anzi no, è il pilone con il numero 3 Marco Gregori, incaricato di questa rimessa. Formazione ridotta, sono 5. Lancio arpionato da Mattia Zago, molto bravo, recuperato poi da Bautista Viero, ma l'arbitro dice no, c'è una irregolarità. Forse Mattia Zago chiede spiegazioni, ma forse c'è stata un'invasione del corridoio. Gioca Udine che cerca di sfruttare questa punizione. Vantaggio per Verona, sui una palla che può avanzare
ad avanzare ancora, usa il piede Samuele destro, palla che è uscita, peccato perché era riuscito poi Verona ancora a recuperarla sempre al piede. Quindi ricostruiamo l'azione, punizione di seconda veniale per Udine che sfrutta la possibilità per aprire subito il gioco, pallone che scende in avanti, al recupero di Pietro Gentili, scarico sulla linea veloce, piede di Samuele destro, rimessa laterale per l'Udine all'altezza di 10 metri nella metà campo udinese. Rimessa sempre a ranghi ridotti, contestata da Verona ma presa in qualche modo da Udine, anzi che gioca con il vantaggio light di un passaggio in avanti, e si torna sul punto della rimessa, perché avete visto che forse è stato Mattia Zago a provare ad allungarsi per arpionare con i polpastrelli, con le unghie, l'ovale rivolto alla seconda linea friulana, ma gli è scivolato in avanti e l'arbitro poi non ha rilevato nessun vantaggio, quindi mischia ancora per Udine. Vediamo come se la caverà la mischia friulana, messa in difficoltà da quella veronese nella stessa azione precedente. Sempre Filippo Russi all'introduzione, vediamo molto giovane del 2004, Verona che avanza e recupera l'ovale. Gentili per Leota, per Mortali, per Cortellazzi, Samuele destro che prova un cambio di passo e viene poi placcato dall'estremo Zorzetto, ma è ancora vivo l'azione di Verona. Gentili per Thomas Parolo, per l'altra seconda linea Viero, bellissima azione di Verona che sta muovendo il pallone rapidamente, Velisek, Mortali, una finta a mandare vuoto la difesa e poi ancora nel cuore a 5 metri ormai della meta friulana, Parolo all'impatto dentro il corridoio dei 5, Gentili, un back per Isaia Leota che con 2 campi di passo disorienta la difesa friulana e va a schiacciare in meta per la seconda segnatura di Verona. Bellissima questa azione, davvero questo multifase con Verona che ha spostato l'ovale da sinistra a destra, muovendola rapidamente con sostegni in velocità fino a trovare lo spazio giusto con Isaia Leota, schierato tre quarti centro in batteria con il capitano Michele Mortali da Zena Ansel e Mauro Mariani, e che dimostra subito la propria reattività e la capacità di sfruttare le opportunità ai varchi con questa bella segnatura che porta Verona sul 12-0 in attesa della trasformazione affidata ancora a Michele Mortali. Centra i pali Michele Mortali per questa seconda trasformazione. Quindi Verona 14, Udine 0. Verona che ha capitalizzato questa seconda incursione quando siamo arrivati al 10° minuto, forse qualcosa in più anche del primo tempo. E quindi partita che è iniziata nel modo auspicato per Verona, messa subito su un declivio favorevole con queste 2 segnature, un 1-2 con meta prima di Simone Soffiato e ora di Isaia Leota, tre quarti australiano di famiglia samoana, 21enne, schierato a volte all'apertura, oggi ai centri con Michele Mortali. Cambiano le file nel frattempo di Udine con ingresso del numero 23 Daniele Nott, nel frattempo Pietro Gentili che cerca di sfuggire alla morsa dei difensori friulani, arriva all'altezza dei 22 metri, Simone Soffiato controlla, poi cerca uno scarico su Mattia Zago che va all'impatto, placcato da Omar Cantarutti. Soffiato per il piede di Isaia Leota, che però nelle disponibilità dell'estremo Zorzetto, che guarda il campo e poi alza un up and under di sinistro profondo che mette in difficoltà difesa veronese e viene recuperato poi da Omar Cantarutti, che riesce a impostare un raggruppamento avanzante. Russi prova a giocare al rientro un po' prevedibile
Udine ma mantiene il possesso, può ancora quindi attaccare la formazione friulana con Claudio Goi che va all'impatto. Verona quindi che riesce ad avanzare in difesa con questo buon placcaggio di Esaia. Leota, calcio intercettato e vediamo che lo recupera Samuele Destro che scarica per Pietro Gentili che guarda il campo e poi apre un calcio piuttosto perpendicolare dritto, quindi battaglia balistica tra le due formazioni, un calcio a rimbalzare dell'estremo Zorzetto. Pietro Gentili che guarda il campo e poi vede la fetta libera sul lato sinistro, allunga quindi il calcio che viene recuperato dalla seconda linea friulana Stefano Dri che serve ancora i propri tre quarti. Michele Mortali guarda la palla e serve ora, vediamo Enrico Liut che decide di aprire il gas, di affondare, trova poi il sostegno ancora di Michele Mortali, placcaggio francesina che è riuscita nell'intento di bloccare l'avanzata di Enrico Liut. Molto positivo in queste partite l'apporto della terza linea giunta quest'anno a Verona. Simone Soffiato che sceglie ancora il lato cieco, Mattia Zago che va a impattare, a rompere il primo placcaggio, a portare ancora l'azione veronese sul piede avanzante e ancora Liut che arriva praticamente ad arrivare da solo di fronte alla difesa friulana. Thomas Parolo deve solo piegarsi per schiacciare in meta. Davvero rapida, efficace l'azione veronese che si è sviluppata sul lato sinistro e innescata dalle terze linee veronesi, Zago e Liut, con Liut che ha fatto il primo break alimentato poi da Zago, è riscattato ancora e ha servito un assist per Thomas Parolo che va a mettere a segno la terza marcatura per la squadra di Zena Ansel, Mauro Mariani e Greg Sinclair. Quindi Verona che veramente sta premendo sull'acceleratore, giocando con precisione, con calma, e fatica Udine a contenere le folate offensive veronesi. Quindi punteggio che si muove ancora andando sul 19-0 in attesa della conversione affidata al piede sempre di Michele Mortali che questa volta ha una posizione un po' meno agevole per irrobustire il bottino antracite. Corsa praticamente parallela alla linea del pallone. E bellissima esecuzione, perfetta, con l'ovale che si è alzato con un leggero spin interno ed è passato tra i pali, regalando altri 2 punti per la formazione scaligera che a questo punto passa sul 21-0 quando siamo praticamente al 15° del primo tempo. E Udine che ora è chiamata a dover reagire per arginare l'offensiva veronese. Sceglie sempre un calcio profondo. Cortellazzi che questa volta prova ad andare, placcato dal capitano De Fazio, ma poi riesce ancora a liberarsi. Velisek che riesce a tenere il possesso, rotola sul prato. Simone Soffiato pronto per Thomas Antonini. Leota tiene il pallone e quindi lo alimenta ancora. Liut, Verona che può attaccare in superiorità. Palla larga per Samuele Destro, anzi Jack Ambrosi che con una finta disorienta l'avversario ed è Jack Ambrosi schierato all'ala oggi che arriva in meta, quarta segnatura, a siglare l'ideale bonus per Verona dovesse essere vinta la partita, perché sono già 4 le segnature messe a segna della squadra veronese. Nel frattempo problemi per il numero 6 friulano Kevin Krepaz, forse un colpo al capo, quindi da osservare con attenzione le condizioni del flanker bianconero. E si prepara con il 18 Thomas Silvestri, anche lui un 2004, squadra molto giovane come quella veronese, anche quella friulana, proiettata per i campionati futuri. Vediamo se dovrà lasciare il campo o potrà rimanere.
il flanker friulano. Nel frattempo si concentra ancora Michele Mortali, che questa volta deve calciare dal lato opposto rispetto alla conversione precedente. Rincorsa quindi pressoché dritta, perpendicolare al pallone. Ma il risultato non cambia, perché il pallone si infila agevolmente, perfettamente, con precisione euclidea tra i due pali, e Verona che vola sul 28-0 quando non siamo arrivati nemmeno alla metà della prima frazione di gioco. 4 mete, tutte e 4 trasformate dal piede del numero 13, il capitano Michele Mortali. Nel frattempo vediamo il cambio, esce quindi il numero 6 Kevin Krepaz ed entra con il numero 18 Thomas Paul Silvestri. Almeno così ci sembra, ma c'è qualche momento di indecisione ancora. Forse c'è un consulto medico in corso per capire come procedere. Alla fine niente, rimane in campo invece, rimane in campo Kevin Krepaz, che si fa coraggio e rimane con il numero 6 a lottare in mischia. Calcio profondo che viene recuperato da Simone Soffiato, che decide di alzare subito un destro che porta l'ovale all'altezza della metà campo, praticamente nella panchina centrale, e quindi si riprenderà con una rimessa laterale affidata al numero 3 Marco Gregori, pilone del 2001 friulano. Formazione ancora sempre ridotta a 5 giocatori. Blocco centrale recuperato con uno schiaffetto alla palla. Udine che allora prova ad avanzare con questo blocco di avanti che si era spostato sulla linea veloce. Prova ancora Omar Cantarutti ad accelerare. Siamo sulla linea di metà campo. Friuli che prova, la squadra friulana che prova ancora ad avanzare. Russi difende bene però Verona, e anche Zorzetto viene bloccato da Mattia Zago. Tomas Parolo a fermare l'avanzata del vice capitano Matteo Morandini. Insiste e va a forzare il punto d'incontro con la propria aggressività Bautista Viero, sempre molto positiva la spinta agonistica, il fighting spirit di Bautista Viero, giovanissima seconda linea dell'Academy veronese. Classe 2002, quindi impiegabile ancora anche nell'Under 19 Antracite. Mischia. Forse non è una buona notizia per la squadra friulana, visto l'andamento delle ultime mischie ordinate, ma vediamo se si sono riorganizzati i ragazzi di Luca Vigna. Ci sembrano soffrire ancora, e infatti la palla arriva a Simone Soffiato, che subito ne approfitta e scara poi un calcetto che viene però intercettato dal numero 23 Daniele Nott. È veramente poderosa la spinta del pacchetto Antracite, che va a recuperare l'ovale, parte subito Soffiato sul lato cieco, prova a avanzare con un grabber che viene però respinto dall'ala friulana, e quindi rimessa laterale all'altezza dei 22 metri affidata a Juan Pablo Rivas, che trova bene Mattia Zago. Leota per Mortali, lavorano insieme i due centri. Mortali che poi va a riportare l'azione in mezzo al campo. Soffiato ad alimentare vicino al pacchetto, buona l'uscita, però la palla si è rallentata nel frattempo, ma calcio di punizione, non ha liberato il pallone. Hanno sigillato l'uscita e quindi l'arbitro li punisce con questo calcio di punizione, e Verona sotto i pali sceglie la mischia chiusa, ci sembra di intuire.
per sfruttare questa penalità a proprio vantaggio. Verona che si sta esprimendo veramente bene quando siamo arrivati tempo al 23esimo del primo tempo. Vediamo questa mischia che però precipita al suolo. Le ultime due sfide sono state vinte da Verona, che ha rubato il pallone introdotto dalla formazione udinese, travolgendo con la spinta, e ora prova a sfruttare con l'introduzione a vantaggio questo ingaggio a circa una quindicina di metri dai pali. Stabile questa volta la mischia friulana, che resiste bene, e allora apre il pallone Gentili, Mortali, che trova poi le mani di Leota, una finta, prova a rientrare, arriva quasi sulla linea di meta, mette il pallone a disposizione, soffiato fuori per Liut, che piomba in meta con anche eccessiva facilità. Fatica la difesa friulana davvero a contenere le folate veronesi. In questo caso era stata brava la mischia a tenere l'avanzata del PAC Antracite, e allora ha soffiato subito, innescato l'azione al largo con i movimenti di Mortali e Leota, e poi sul riciclo piombata la mole lanciata di Enrico Liut a schiacciare al di là della linea di meta. Quinta segnatura quindi per Verona, che si porta in attesa della conversione sul 33-0. Ad approfondire ancora il solco che la distanzia dalla formazione friulana. Impeccabile anche questa conversione di Michele Mortali, davvero splendido per pulizia ed esecuzione tecnica dalla piazzola. 5 su 5 per il capitano e oggi secondo centro Scaligero, e punteggio che va sul 35-0 quando siamo arrivati al 25esimo del primo tempo, e Udine che non riesce a contenere l'offensiva veronese, ma a portare pericoli alla linea di meta. Antracite è soffiato, la approfitta, scappa in mezzo al campo, c'ha Rivas a destra, poi sceglie una sorta di calcio passaggio per la corsa di Enrico Liut, che viene poi recuperato dentro i 22 metri. Soffiato che prova ancora ad alimentare l'azione. Vediamo Zago che scarica un pallone lungo per Thomas Parolo, che fissa l'uomo e sceglie di scaricare su Linda Tvala, il pilone sudafricano in forza Verona, che varca per la sesta volta linea di meta, e si possono scatenare i tamburi del Unidos da Fortesa, la samba brasiliana che sostiene il tifo del Verona Rugby qui sulle tribune del Panini Stadium. 40-0 quando siamo adesso arrivati a varcare il 25esimo minuto. Quindi sesta segnatura questa volta dell'avanti, il pilone Linda Tvala, è rientrato da 2 partite in forze alla squadra Antracite. Aveva patito un infortunio in precampionato che l'ha tenuto fuori dal pacchetto veronese, a cui sta portando ora tutto il suo apporto di forza e esperienza, e ora anche di marcatore, con questa meta schiacciata in angolo. Trasformazione ora più difficile per Michele Mortali. Vento che si alza e che purtroppo impedisce
all'ovale di entrare. Era stata ancora una volta perfetta l'esecuzione, l'angolo perfettamente calibrato, ma è mancata un pizzico di forza, anche perché si è alzato in quel momento dopo una folata di vento che ha respinto un po', ha bloccato il pallone in aria, e quindi non va la sesta trasformazione. 5 su 6 per Michele Mortali, 40-0 per Verona, quando siamo al 27esimo di questo primo tempo. E ancora sceglie il calcio lungo Udine Gentili per Cortellazzi, che prova ad allungare le sue leve, però perde la maniglia e l'ovale va in avanti. Cello Cortellazzi, altro ragazzo dell'Academy, diretta da Zen Ansel, ragazzo del 2001. Sono tanti 2000 nella formazione antracite. Mischia, affidata sempre al mediano, friulano giovanissimo, 17 anni, Filippo Russo. Prima ha tenuto bene la mischia friulana, vediamo se ha sistemato le cose. Con qualche difficoltà riesce ancora a usare il pallone. Buona questa azione al largo, però il sostegno di Daniele Notte è un po' laterale. Comunque mantiene il possesso Udine, che avanza con Claudio Goi, e poi ancora alimenta l'azione al largo, cambia fronte, ma si consegna anche all'intercetto Matteo Toffolini, ma l'arbitro ha rilevato una irregolarità, forse su segnalazione del giudice di linea, con l'arbitro Odoardi di Pescara. Vediamo che cosa decide. Una irregolarità, e quindi calcio di punizione che Udine usa immediatamente, alimentando l'azione al largo, con il centro Matteo Morandini che prova a impensierire la difesa scaligera, e alimenta ancora ora l'azione, un'azione avventata che regala il pallone a Giacomo Ambrosi, che però poi lo perde nuovamente in avanti. Ha cercato con una schiaffetta il giocatore friulano di alimentare rapidamente l'azione per scavalcare la difesa veronese, intercettato l'ovale da Giacomo Ambrosi, è stato però recuperato e ha smarrito a sua volta il pallone, quindi ancora una mischia. Siamo all'altezza più o meno dei 10 metri della metacampo antracite, con introduzione friulana. Punteggio che è sul 40-0 per Verona, quando siamo arrivati circa alla mezz'ora di gioco. 6 le segnature scaligere, anzi è tornato sul passaggio in avanti iniziale, e quindi introduzione per Verona con Simone Soffiato, tranata da Rivas, Leota, Gentili, destro, Cortellazzi un po' arretrato questo pallone, e prova a evadere al centro, trova spazio e va a creare un punto di incontro proprio in mezzo, e poi a servire Matteo Antonini. Soffiato che va sul punto di incontro mediano, allora ma destro, poi Rivas che scarica per Giacomo Ambrosi, anzi per Enrico Liut, che torna all'altezza dei 22 metri, Verona che prova a ricentrare, e ora al lato aperto del campo Leota, passaggio largo per Tiazago, e arriva in meta ancora una volta Verona per la settima segnatura, con Giacomo Ambrosi che si era spostato dalla parte opposta, quindi Jack Ambrosi. Ma purtroppo vediamo che in questa azione si è infortunato un giocatore antracite. Sembra un problema, non sappiamo se è la caviglia o al ginocchio. Ci sta chiedendo, no, è arrivata la fisioterapista Lara Visonà ad assistere il giocatore antracite, che in questa azione si è infortunato. Non riusciamo ancora bene a capire che c'è, ci sembra anche un problema alla caviglia, una distorsione.
che probabilmente chiedere un avvicendamento. Michele Mortali nel frattempo e questa volta c'è anche la potenza oltre alla precisione, formidabile anche questa trasformazione del capitano Antracite, Michele Mortali. Nel frattempo vedete che deve essere assistito il giocatore veronese, proprio infortunato alla caviglia. E quindi cambio con il numero 19, Leonardo Raveggi, sta per entrare. Sembra Marcello Cortellazzi essersi infortunato alla caviglia. (47-0) per Verona quando siamo al 34esimo, con questa segnatura doppietta di Giacomo Ambrosi. E partita direi agevolmente incanalata sul versante Antracite. Peccato per questo infortunio. Speriamo che possa riprendersi rapidamente il giocatore veronese. Nel frattempo forse anche qualche problema nelle file friulane ed entra con il numero 18, questa volta entra Thomas Paul Silvestri. Vedremo poi chi sarà il compagno che ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Verona che dopo 2 turni di sofferenza, 2 sconfitte di misura, patite sui campi di Badia nel recupero della 4ª giornata, in cui ha perso per un piazzato allo scadere e poi ha perso 20-13 domenica a Paese, subendo la meta all'ultimo istante. Sembra aver recuperato sicurezza. Scontro tra il numero 7 Claudio Goi e Juan Pablo Rivas, ma pare che non sia niente di grave. Nel frattempo è entrato anche Giacomo Chiavarini in luogo del numero 7 Claudio Goi, che ha dovuto lasciare il campo. Il calcio d'inizio nel frattempo non era stato efficace, non aveva superato la linea dei 10 metri e si torna quindi in mezzo al campo per questa mischia ordinata che Simone Soffiato può ancora gestire. No, non era sicuramente Marcello Cortellazzi, perché lo vediamo ancora. Vedremo poi chi sarà il giocatore infortunato. Nel tempo è entrato il centro Raveggi. Ci sembra invece che fosse il nostro estremo Antracite, Samuele Destro, che purtroppo ha avuto questo danno alla caviglia. Giocatore con già esperienza anche nella nazionale Under 20, che ha dovuto lasciare il campo. Per Leonardo Raveggi. Introduzione, Verona che avanza, guadagna anche un calcio di punizione. Sceglie comunque di giocare l'ovale. Mortali, un calcio passaggio per Giacomo Ambrosi, che vede scivolare il pallone. È stata una bella intuizione quella di Michele Mortali, che aveva scaricato questo grabber a rimbalzare. Il rimbalzo però ha tradito Giacomo Ambrosi, che aveva preso bene il tempo per il suggerimento del compagno. Ma si torna quindi sul vantaggio precedente con Emiliano Russi, che era andato a entrare per recuperare il pallone nella mischia Antracite quando era ancora in movimento. Quindi calcio di punizione e lunghissima touche splendida, arpionata da Michele Mortali,
e quindi Verona che può giocare questa rimessa laterale avanzata nel cuore dei 22 e quindi in zona rossa per andare a cercare l'8ª segnatura dopo le 7 messe a segno in questi primi 38 minuti di gioco che hanno portato il punteggio sul 47-0. Vediamo il lancio di Juan Pablo Rivas, schieramento completo, Parolo riesce a recuperarlo, sfugge l'ovale, Rivas però dietro, lo recupera il tronatore di origine argentina, Juan Pablo mette l'ovale a disposizione, Mattia Zago, un passaggio basso per Cortellazzi che riesce in qualche modo a tenerlo vivo, poi il pallone scivola in avanti, Liut aveva provato una trasmissione altezza caviglie, era stato anche capace Cortellazzi di recuperarlo, ma il pallone gli è scivolato un attimo in avanti. E vediamo quindi ancora una mischia ordinata con introduzione però questa volta bianconera, friulana. Squadra giovanissima, quella udinese, che sta certamente pagando dazio in questo campionato in Serie A, ma che sta accumulando esperienza preziosa con tanti giovani, che potrà certamente migliorare nel corso del campionato e disputare futuri tornei con buone possibilità di crescita. Verona però che ancora spinge, avanza, riconquista, no, l'Ovale riesce in qualche modo a salvarsi, pasticciano poi però i giocatori friulani, Zorzetto si trova in mezzo al traffico nella propria area di meta, con una serie di finte riesce abilmente a districarsi da questo labirinto in cui si era cacciato e a salvare la situazione. E Udine che prova addirittura a rilanciare l'azione della propria metacampo, anzi della propria linea di meta con Giacomo Chiavarini, e alla fine conquista un buon calcio di punizione. Uscita, come dire, avventurosa dalla stazione difensiva friulana, ma il coraggio è premiato con questo calcio di punizione che consente a Udine quindi di allontanare la minaccia antracite e di poter conquistare ora una rimessa laterale favorevole con Ovale che esce tra la linea dei 10 e dei 22 metri. Con rimessa naturalmente ancora affidata alle mani e al lancio di Marco Gregori. Ultime battute di questi primi 40 minuti che non hanno avuto grandi interruzioni, un paio per gli infortuni patiti dai giocatori delle due squadre, e quindi avrà un recupero piuttosto limitato. Riesce il capitano De Fazio a arpionare il pallone, buon placcaggio però di Velisek a fermare l'azione, ma Udine ancora che riparte con Bruniera placcato da Michele Mortali. Prova in qualche modo a uscire dalla morsa antracite Matteo Morandini, ancora Chiavarini a impostare un break, pallone però recuperato da Bautista Viero, che serve Simone Soffiato che ha un'autostrada di fronte a sé, cambio di passo e vola in meta il mediano antracite, davvero oggi scatenato non solo nel suggerire le azioni ma anche nel divenire un finalizzatore. Arriva la seconda segnatura per il mediano di mischia veronese di origine argentina che ha servito Simone Soffiato, che con un cambio di direzione ha seduto la difesa friulana e è arrivato a marcare in meta su quella che probabilmente sarà l'ultima azione di questo primo tempo. Ci sembra già di vedere i giocatori antracite dirigersi verso la panchina per la sosta. In effetti siamo già oltre il 41esimo, verso il 42esimo, siamo sul 52-0 in attesa della trasformazione di Michele Mortali. E implacabile Michele Mortali va ancora a segno dalla piazzola. E quindi punteggio della prima frazione, mentre si scatena la musica di Unidos de Fortesa, che vede Verona avanti per 54-0 dopo questo primo tempo. A risentirci tra qualche minuto.
Verona, ale, ale, ale. Ben ritrovati per questo secondo tempo che va ora a iniziare qui al Penny Stadium tra Verona e Udine per la settima giornata del campionato nazionale di Serie A di rugby. Verona che subito continua a alimentare l'azione con Mortali che va ora all'impatto. Verona che sta guidando agevolmente questo match per 54-0 dopo la prima frazione di gioco, con 8 mete messe a segno dai giocatori di Zain Ansel, doppiette per Ambrosi e Soffiato, e poi nel frattempo Jack Ambrosi, oggi veramente ispirato in questo ruolo all'ala, che guadagna ancora terreno. Raveggi per Rivas, Gentili, Parolo, Bautista Viero che lascia il pallone all'indietro, e Leota che ora ha avuto strada davanti, preferisce servire, vediamo, è buono questo passaggio anche a rientro e ce la fa, sì, forse vediamo se Leo Raveggi ad aver segnato in mezzo ai pali, neanche il tempo di cominciare in questa ripresa, che Verona torna immediatamente a marcare la linea di meta friulana per la nona marcatura del match 2001. Tre quarti centro a marcare questa nona meta per Verona, quando siamo appena entrati nella ripresa. Facile la trasformazione di Michele Mortali. Oltre a Raveggi, dicevo, gli altri marcatori erano stati nel primo tempo Parola, Ottuala, Leota, Liut e poi le doppiette di Ambrosi e Soffiato, e 7 erano le trasformazioni di Michele Mortali, che sono diventate ora 8 con la conversione della meta di Leo Raveggi. Udine questa volta sceglie un lancio corto, Verona che prova ancora ad alimentare l'azione ma sfugge la palla in avanti. Velisek deve restituirla al mediano Russi. Nel frattempo cambi nelle due formazioni, un cambio per la squadra udinese, ci sembra di vedere. Stanno smettendo le casacche. Numero 17 avete cambiato sulla marcatura, forse Claudio Lanzaro. Cambio quindi in prima linea. Lascia il terreno di gioco il numero 2 Jan Paulin ed entra Claudio Lanzaro, classe 99, e subito a misurarsi in questa mischia con l'introduzione affidata al giovanissimo Filippo Russi, e che guadagna un calcio di punizione che sfrutta subito per Matteo Folini. Morandini, che è un po' il fulcro delle azioni offensive friulane, muove il pallone. Udine che sta giocando ora con un vantaggio, e vediamo che insomma così poteva anche lasciare il pallone dove era il giocatore veronese. Comunque Udine che finalmente ha la possibilità di affacciarsi in profondità nella metà campo veronese e guadagna questa rimessa laterale nel cuore dei 22 metri, e quindi opportunità ora per la formazione di Luca Vigna, Maurizio Teghini. Lancio affidato ancora a Marco Gregori. Che io gioco in prima linea con Giacomo Chiavarini e Claudio Lanzaro. Ma recupera la palla Verona, che con il tornatore Navas va a fissare il gioco. Palla fuori per Gentili, che sceglie poi il piede, che però rimane probabilmente in campo. Una sorta di stop lungo che finisce nelle mani di Mattia Zago. Pietro Gentili che scarica su Raveggi, sta giocando con il vantaggio Verona, probabilmente sui calci è andato in fuorigioco la squadra friulana. Verona che prova a ripartire, Zago, un passaggio una mano
per Liut, che perde la maniglia, ma giocava con il vantaggio Verona e quindi si tornerà probabilmente sul punto di infrazione. Ancora una punizione conquistata dal pacchetto veronese. Nel frattempo intanto Leonardo Fagioli, il mediano di Mischia, e Verona che può allora allargarsi, ma con un passaggio in avanti, dice l'arbitro, segnalato dal giudice di linea nella trasmissione, e probabilmente si torna allora sul calcio di punizione per Verona. Verona che ha sostituito il mediano di Mischia Simone Soffiato, autore di un ottimo primo tempo e anche autore di 2 mete, con il giovanissimo Leonardo Fagioli, col numero 22, subentrato alla cabina di regia del pacchetto, e si prepara anche un altro cambio per Verona, che dopo questa rimessa laterale affidata all'esterno destro di Michele Mortali probabilmente andrà ad avvicendare il tronatore, perché vediamo prepararsi Eugenio Bertucco, anche egli giovanissimo atleta cresciuto in casa veronese, classe 2001, che eccolo qui, va a impadronirsi dell'ovale. Buona la gara di Juan Pablo Rivas, che ha disputato davvero una bella partita. Ed entra davanti anche Enrico Galanti al posto di Linda Tvala. Ottima la sua prestazione, quindi cambi in prima linea. Verona che giocherà con Galanti e Bertucco. Vediamo questa rimessa laterale giocata, sfugge però il lancio non preciso. La prima rimessa laterale affidata a Eugenio Bertucco, sfuma. Prima linea completamente rinnovata, con anche Kevin Zitti con il numero 26 che ha preso il posto di Matteo Antonini. Quindi formazione veramente giovanissima in campo ora per Verona, che gioca sul cuscino di 61 punti e dà quindi piena opportunità, come ha fatto fin dall'inizio del campionato, a tutti i giovani di giocare. E va a rubare subito Verona questa palla con Liut, che poi con un cambio di passo disassa la difesa. È veramente irresistibile il giocatore Antracite, che poi serve questa palla comoda e facile segnare, almeno ci pare di vedere. No, tenuto alto. Forse un errore di, come dire, superficialità per Kevin Zitti. Sembrava fosse planato ormai in area di meta. L'arbitro ha ravvisato un tenuto alto e quindi con le nuove regole si ripartirà con un drop che arriva dalle parti di Isaia Leota, che evita il diretto avversario, va a impattare poi dentro il 22, spinge sulle gambe, avanza quindi il raggruppamento veronese. Vale che ora viene messo a disposizione per Fagioli, calcio di punizione per Verona. Vediamo se Fagioli riesce comunque a farlo uscire. Zitti che spinge sulle gambe per portare in avanti l'attacco Antracite, ma torna sul punto di partenza. Vediamo se sceglierà di partire rapidamente Leonardo Fagioli, elettrico mediano di Mischia Antracite. Capitano rallenta i tempi. Vediamo se sceglierà una rimessa laterale o una mischia. Andiamo per la rimessa laterale. Quando siamo arrivati al 11° minuto del secondo tempo. Partita che vede agevolmente Verona condurre per 61-0.
con 9 segnature marcate dai ragazzi Zane Ansel, Mauro Mariani e Greg Sinclair. E ora buona questa rimessa laterale, Verona che prova con il drive ad avanzare, prova ad avanzare quando siamo arrivati vicino alla linea di meta e va a segnare anche con questa modalità, e arriva la meta in drive cercata a lungo nelle scorse partite. Ci è sembrato Mattia Zago colui che avesse poi schiacciato l'ovale. Numero 8 che sta disputando un'eccellente stagione, cresciuto nel Petrarca, già in forza negli anni scorsi del Cus Verona, esperienze poi anche in top 10 a Mogliano, e ora il ritorno sulla sponda dell'Adige con la maglia antracite. A giocare spesso lui che è nato come flanker, numero 8. E a marcare ora questa avanzata del pack veronese, a concluderla in meta per la 10ª marcatura, in attesa della conversione di Michele Mortali. È davvero splendida la percentuale di Michele Mortali. Quando siamo arrivati all'11° del secondo tempo va a infilare anche la sua 10ª trasformazione e punteggio che arriva sul 68-0, anzi la sua 9ª trasformazione, scusate, per la 10ª meta veronese. Nel frattempo c'è un cambio forse per sangue per Verona, sembra forse Enrico Galanti che ha riportato una ferita vicino al sopracciglio, si sta sciacquando ma potrebbe forse rientrare in campo. Vediamo che i sanitari lo stanno sistemando con il medico che sta cercando di ricucire il giocatore veronese. Nel frattempo Udine riparte con il mediano Toffolini, ultima d'apertura, palla ancora per Liut, a dare avanzamento a Verona, Gentili, Mortali, Mattia Zago che va a rifissare il gioco al centro. C'è un calcio di punizione ancora per Verona, quindi potrà guadagnare ancora campo. Sempre Michele Mortali con l'ovale a disposizione, che sceglierà molto probabilmente di aprire immediatamente il gioco, perché vede Leota smarcato. Parolo, Zago, palla per Giacomo Ambrosi che prosegue l'avanzata, va a terra, mette il pallone dietro a disposizione, 2 a vuoto, Gentili, Liut che cambia come al solito l'angolo di corsa e poi accelera in mezzo, ancora imprendibile davvero, e grande azione personale di Enrico Liut che mostra tutte le sue doti atletiche e di elusione, con una serie di cambi di direzione e cambi di passo che lo portano ad affondare con questo andamento sinuoso nella difesa friulana fino ad arrivare al di là della linea bianca per l'11ª segnatura di Verona, e punteggio che sale al 73-0 in attesa della conversione di Michele Mortali. Cambi nel frattempo in arrivo. Vediamo se Enrico Galanti potrà tornare in campo una volta suturata la ferita, mentre si stanno preparando Giulio Nadali e Giacomo Riedo. C'entra ancora Pali, aggiunge altri 2 punti al bottino, 75-0 per Verona. Si sta veramente sviluppando una vittoria molto larga qui sul prato del Pagnini Center. Udine che sta tenendo comunque il campo e cercherà ora comunque di alleggerire un po' questo passivo, almeno in questa parte finale della partita. Non siamo nemmeno alla metà campo. Nel frattempo Riedo entra per Parolo e vediamo che
anche Giulio Nadali entra al posto di Riccardo Velisek. Nel frattempo ripreso il gioco, ancora Liut, autore della marcatura. Vediamo Zago che prova ancora a portare avanti il pallone su questo lato del campo. Sfugge la palla navale a Lindo Latvala, che era entrato per il cambio temporaneo su Galanti, ma può allora attaccare Udine. Prova a trovare spazio al largo con Chiavarini, placcato però da Leota. Prova ad alimentare ancora l'azione Udine, ancora con Cantarutti, che però si trova palla e uomo. L'arbitro torna, vediamo, su un'infrazione precedente, un passaggio in avanti involontario, quello di Lindo Latvala, e quindi Udine che può ripartire con il possesso, con una mischia ordinata a proprio favore. Mischia quindi poco fuori dai 22 metri. Mischia ancora in difficoltà di Udine, che però riesce in qualche modo a sfruttare il pallone. Poi lo apre al largo, passaggio un po' impreciso verso Zorzetto, poi all'ala. Comunque Udine che può ancora alimentare l'azione. E anche usufruisce di un calcio di punizione. Un po' di confusione, ma vediamo. Sì, si torna allora sul punto dell'azione precedente. Nel frattempo è entrato anche Ippolito Occhialini, il mediano di Mischia, al posto di Filippo Russo, classe 98. E Udine che si riporta nei 22 di Verona. Avrà ancora a disposizione un'altra opportunità con la rimessa laterale affidata sempre al numero 3, Marco Gregori. Opportunità per sbloccare lo 0 della casella del punteggio friulano, con questo lancio a circa 7-8 metri dalla linea di meta veronese. Dobbiamo schermarci un po' lo sguardo perché il sole batte proprio contro la tribuna. Nel frattempo ritorna in campo Enrico Galanti, medicato e ricucito, il giovane pilone nazionale under 20 veronese, e Lindo Latvala si può riaccomodare in panchina con un sorriso, dando il 5 a Zain Ansel. Ecco Enrico Galanti che sta raggiungendo la formazione in touche. Il lancio però è per Udine. È rientrato nel frattempo Goi. Pallone in qualche modo recuperato da Udine, che può alimentare l'azione con ancora Morandini che viene placcato. Vediamo Mediano che prova a servire Goi, cerca di trovare spazio Udine per andare a segnare. Buona trasmissione per Chiavarini, che viene però placcato. Cantarutti all'impatto assistito da Lanzaro. Verona che però difende bene, prova a spostare destra a sinistra l'ovale Udine per trovare un varco. Vediamo il mediano Occhialini che cerca di dettare i ritmi, ma poi c'è un calcio di punizione, un gioco da terra che viene penalizzato. Marco Gregori deve mestamente riconsegnare l'ovale, non ce la fa Udine a valorizzare questa opportunità e può attaccare quindi Verona. Mortali che finta il calcio, poi sceglie un calcio passaggio per Giacomo Ambrosi che ha al proprio interno, vediamo in qualche modo Raveggi, la palla dice l'arbitro è andata dietro, si può proseguire e quindi andiamo sulla spinta. Fagioli, Mortali, Giacomo Ambrosi che prende un buon angolo, sfugge via e poi trova grande placcaggio però di Zorzetto,
che era riuscito a fermare Eugenio Bertucco lanciato verso la meta, ma c'era un passaggio in avanti da parte di Ambrosi. Bella l'azione comunque di Verona, davvero Giacomo Ambrosi oggi ispirato, dinamico, ficcante come non lo vedevamo da qualche tempo, davvero buona la sua prestazione. E con il 25 nel frattempo al posto di Marcello Corterrazzi entra Marco Villa, Elia Marco Villa, no, esce Michele Mortali, anzi esce il capitano, quindi ai centri giocano Raveggi e Leota e Villa andrà all'ala ed estremo passa Cortellazzi. Mischia nel frattempo con introduzione affidata a Occhialini, Ippolito Occhialini, subentrato a Filippo Russi, giovanissimi due mediani come tanti ragazzi in campo. Punteggio sempre su 75-0, Mischia Veronese che passeggia, in qualche modo il pallone viene raccolto infatti da Verona. Fagioli, Mortali, Liut che scarica poi per Leota che fissa l'uomo e riesce ad abbrancarlo a Villa andando subito a bagnare il proprio ingresso in campo con questa bella presa sul passaggio teso, lungo di Isaia Leota che ha mandato in meta l'ala appena subentrata Elia Villa per Verona e quindi arriva a 80 punti. Con questa marcatura in attesa della trasformazione. 12ª meta per Verona che arriva quindi a 80 punti in attesa della trasformazione difficile. Questa volta non c'è più Michele Mortali, vediamo chi si incarica, forse Pietro Gentili si incarica di questa conversione lontana o forse siamo un po' lontani, sì, forse Pietro Gentili, il numero 10, che si incarica di questa conversione dall'angolo. Non va la trasformazione, che era in effetti molto difficile, pur essendo ben indirizzata, e Verona quindi che rimane sull'80-0, quindi 12 mete. Per la formazione antracite che si esprime in attacco con grande fluidità oggi, anche per le difficoltà difensive di Udine, che ora prova a rilanciare. Liut però si libera dal placcaggio di Dri, ancora palla aperta, Raveggi che trova Prone lungo che viene fermato con il piede da Riccardo Robuschi che è subentrato, giocatore più esperto dell'85. Zago che abbassa la testa, poi scarica un pallone un po' molle che finisce a terra. Si è ben compreso con Kevin Zitti, compagno pilone. E quindi Ovale che è finito a terra per un passaggio in avanti che porterà quindi le due squadre a riprendere con una mischia ordinata. Cominciano ad allungarsi le ombre in questo pomeriggio che vede Verona dominare questo match. Nel frattempo cade la mischia, deve essere riformata. Prima linea friulana formata da Lanzaro Chiavarini e Gregori. Poi la veronese formata da Zitti, Bertucco e Galanti, subentrati alla testa di mischia originaria, ma sempre con buoni risultati. Nel frattempo Occhialini che deve ora inserire l'ovale. Ce la fa questa volta
Udine, Occhialini che deve pedalare all'indietro, sceglie poi un calcetto alto che Villa lascia all'estremo Cortellazzi, che riesce a rompere 2 placcaggi, poi a servire Zago che prova a alimentare subito il passaggio. Villa qua dietro per Gentili, palla dietro pericolosa per Raveggi che si trova ora con una difesa aggressiva. Arriva Leota in soccorso, Zitti che fissa il punto, va a terra. Fagioli per Pietro Gentili che usa il piede, recuperato però bene da squadra udinese che ora muove per Mattia Not, sceglie ancora un calcio. Pietro Gentili, vediamo se scarica con un bel sito su Leota, una finta e apre l'azione. Guarda il compagno, splendida questo passaggio. Peccato poi non riesce il passaggio di rientro sempre su Leota, che davvero sta dando un saggio delle sue qualità, dei suoi fondamentali. Si è visto presa, passaggio, cambio di passo, fissare l'uomo. Peccato poi il pallone scivolato nel momento decisivo e quindi mischia poco fuori dai 22 metri. Quando siamo arrivati ormai al 26esimo, entriamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco praticamente. Occhialini a introdurre, pallone recuperato, placcato Zanier, fa fatica Chiavarini a dominare l'ovale, ma c'è un calcio di punizione, è salita troppo velocemente la difesa veronese con Galanti che era in fuorigioco e quindi l'arbitro Odoardi di Pescara comanda un calcio di punizione per Udine, quindi può riportarsi da metà campo veronese con questo calcio che taglia la linea laterale all'altezza più o meno della mezzeria del campo. Nel frattempo ci sembra che Liut lamenti un colpo alle mani, colpo alle dita. Fortissima terza linea veronese che oggi è veramente scatenato in campo. Un torre di 3 metri. Brognara a colloquio con Giacomo Chiavarini per questa rimessa laterale. Udine che ora entra nello schieramento. Pallone recuperato poi da Thomas Silvestri, lato corto, un po' un pasticcio, sfugge la palla a Marco Gregori, Chiavarini non riesce a trattenerla, mischia questa volta per Verona. Vediamo Leo Fagioli all'introduzione, in seconda linea ci sono Riedo e Bautista Viero, terza linea con Liut, Zago e Nadali. Vediamo come gioca questa palla, ha fatto fatica a domarla Leo Raveggi e l'ha conquistata formazione friulana che scarica un bel calcio profondo che però forse è destinato a uscire, anzi a finire nell'area di meta, con Verona che deve riprendere ora con un calcio di rimbalzo. Fidato a Pietro Gentili. E calcia laterale. Buono il recupero friulano. Zorzetto placcato da Cortellazzi. Vediamo che insiste con Goi. Poi deve recuperare Occhialini il pallone. Poi ancora Robuschi che cerca di trovare uno spazio sul lato destro del campo. Zorzetto che va a fare mediano di mischia.
punta il piede, torna all'interno Silvestri. Buona questa azione di Udine che sta mantenendo il possesso e trovando, ma il pallone non è preciso in questo passaggio, sfugge a Giacomo Chiavarini e quindi si riprenderà con una mischia ordinata fuori di Verona. Poi anche un po' stanchi i giocatori friulani ora, che cercavano di togliere quello 0 dalla casella e avere la meta almeno della bandiera, ma ancora non riescono, anche se mancano ancora una decina di minuti a trovare la via per la segnatura. Verona invece che viaggia con un punteggio di 80-0 in questa vittoria larga che porta certamente morale e fiducia alla formazione di Zen Ansel, coadiuvato da Mauro Mariani. Nel frattempo qui in tribuna stampa si sta discutendo per l'assegnazione del man of the match. L'orientamento è quello di assegnarlo al numero 6 Antracite, la terza linea Enrico Liut, che in effetti è stato protagonista di una prestazione maiuscola condita da 3 segnature. Mischia quindi per Verona, che avanza. Fagioli per Gentili, che usa il piede per un buon calcio che va a tagliare la linea laterale tra i 10 e i 22. Mediano Ippolito Chialini a chiamare i compagni per il lancio. Palla Gregori, vediamo se Udine riuscirà a recuperare l'ovale e a impedire a Verona di portarsi ancora in zona pericolosa. Vediamo il lancio che viene recuperato però in qualche modo da Verona, con Kevin Ziti che deve lottare però con Claudio Goi per il possesso dell'ovale. Forse Goi ad avere il possesso, ma poi il pallone arriva, forse passaggio in avanti, anche se era un po' come dire, avanzata la difesa schierata friulana rispetto al punto di incontro del pallone, ma in ogni caso l'arbitro vede un passaggio in avanti e quindi mischia a riprendere questo gioco. Nella panchina si incoraggia la formazione friulana a non mollare, a provare di trovare appunto una segnatura. Vediamo come andrà ora questa mischia, con l'introduzione però veronese, con Leo Fagioli pronto con l'ovale, Gentili, Raveggi, Leota, Ambrosi, Villa e Cortellazzi all'esterno. Buono il passaggio, Raveggi, salto del centro, Cortellazzi, Ambrosi. Verona che è arrivata nella metà campo friulana e ora rilancia con questo back dietro per Bautista Viero. Lato aperto, Gentili, Leota. Passaggio in avanti, dice l'arbitro. Peccato, era una buona azione. Sinceramente non avevamo visto bene questo passaggio in avanti, ci sembrava corretto. Scusate, era Giacomo Riedo prima all'impatto, non Bautista Viero. Naturalmente l'arbitro meglio posizionato di noi qui in tribuna e quindi si riprende con una mischia ordinata, questa volta con un'introduzione affidata a Udine con Ippolito Chialini. Vediamo se Verona riuscirà in controspinta a recuperare l'ovale. Siamo entrati ora nell'ultimo spezzone di match, questa settima giornata. Siamo arrivati ormai al 34esimo. Vediamo che la mischia veronese sta avanzando in questa fase, un Udine che fa grande fatica a reggere. Quindi cercherà certamente un'introduzione veloce, un tallonaggio rapido per provare a evitare l'avanzata del pack Antracite, quello friulano,
L'arbitro cambia posizione, si mette da questa parte, vuole vederci chiaro. Andiamo, Galanti che abbassa lo schienone con Liut che va a spingere su di lui. Riesce in qualche modo Udine a salvare e quindi apre con Robuschi un calcio profondo che viene recuperato da Cortellazzi, e però l'azione finisce poi in rimessa laterale. Era riuscito Verona a mantenere vivo l'ovale, ma è finita al di là, e quindi più o meno all'altezza dei 10 metri rimessa laterale per questi ultimi 5 minuti di gara che naturalmente sul piano del punteggio ma ha poco da dire, con questa vittoria ampia di Verona con 80 punti, 80-0. Frutto di 12 segnature con 10 trasformazioni. Udine che ha ancora 5 minuti, pallone che però sfugge ancora in avanti, lo recupera Verona che può con Riedo ora, placcaggio alto al collo, quindi Verona che gioca con il vantaggio. Gentili, Raveggi, bello per Villa l'offload, una finta, Villa riesce a liberarsi, cerca un compagno, Leota gli arriva adesso vicino, Fagioli, Cortellazzi per Jack Ambrosi, una finta, dritto e poi in meta per la terza segnatura. Bellissima questa azione dei giovani trequarti veronesi, molto bravo Villa in questa situazione, è riuscito davvero a evitare vari avversari, a fare operare un riciclo acrobatico e poi a proseguire l'azione che viene conclusa in meta da Giacomo Ambrosi, tripletta per lui e 13ª meta per Verona che sale a 85 punti, mentre Pietro Gentili si avvia alla trasformazione. Giacomo Ambrosi, cresciuto nel Verona da sempre, prima nel CUS, poi nel Verona Rugby. Giocatore di poche parole ma di grande sostanza, bravo sia ai centri che anche nello spot di ala, dove oggi ha fatto davvero molto bene, marcando 3 mete e rappresentando una costante spina nel fianco della difesa friulana. Molto buona anche questa trasformazione di Pietro Gentili, quindi porta a 87 i punti a Antracite, 13 mete, 11 trasformazioni per Verona. E Udine che riporta il pallone a metà campo per provare questi ultimi minuti di conquistare la meta che ancora non arriva. Vediamo dove sceglie di calciare. Calcio corto che viene recuperato da Enrico Galanti, che riesce a usare il proprio fisico atterrando Brugnara. Fagioli per Gentili che adesso si concede un po' d'accademia. Leota che deve muoversi in mezzo al campo con una serie di veroniche per liberarsi, mette bene la palla dietro. Gentili, Raveggi, Fagioli atterrato, ancora Verona che avanza in mezzo al campo. Gentili, Zago, Leota che però buono il passaggio, il placcaggio di questa volta di Zanier, che consente il recupero da parte di Udine, che quindi può giocare questo contrattacco, e c'è un fallo di Zitti che va a disturbare l'uscita del pallone.
Verona è riuscito a ricacciare Friuli dietro, ma giustamente l'arbitro torna sul punto dell'infrazione di Zitti, che era entrato irregolarmente nel raggruppamento, e quindi Udine che può usare il piede per riportarsi nell'area dei 22 metri, nell'area difensiva veronese, per portare l'assalto degli ultimi minuti. Vediamo dove Robuschi sceglie di calciare, non calcia, tocca e gioca, ma butta la palla fuori, perché siamo arrivati davvero ai minuti finali e decidono così i ragazzi udinesi, e finisce tra gli applausi del Panini Stadium questa settima giornata con vittoria travolgente di Verona, che supera per 87-0 con 13 mete e 11 trasformazioni la formazione dell'Udine, e guadagna 5 punti per la classifica. E tanto morale, iniezione di fiducia quindi per la formazione scaligera, che ora, come tutte le altre formazioni del girone, avrà un mese di pausa, si ritornerà a giocare a metà gennaio. Grazie da Sara Squassabia, da Andrea Febi qui in regia e da Davide Adami per questa settima giornata, e buone festività, buon Natale a tutti, ci si rivede nel prossimo anno.